Buone stelle da Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Amici dell'oroscopo, ciao a tutti, ben ritrovati, buon martedì, siamo ormai nel clou della settimana natalizia, ci siamo entrati, ci stiamo tuffando sempre più nell'atmosfera, siamo pronti ad arrivare quindi alla fine di questa settimana, ma intanto ci godiamo questo martedì, andiamo un po' a capire come saranno le prossime ore insieme al nostro oroscopo, insieme a Radio.0, insieme a me Maria, pronta anche oggi ad accompagnarvi con le novità. Partiamo subito dai nostri Ariete, quindi, con Giove, ospite in casa da questo pomeriggio. In questo periodo sarebbe meglio fare un piccolo bilancio per capire quali siano le riserve a vostra disposizione, così poi da spartirle al meglio. Potete fare una gran figura anche senza spendere una fortuna, ricordatelo. Riciclo creativo e fantasia artistica sono le parole d'ordine. Toro, voi non siete disposti a seguire la logica delle cose, animati dall'opposta luna a Urano volete cambiarle le regole del gioco, se ci riuscite naturalmente. Una scelta importante invece vi tiene sulle spine, se non sapete quale direzione prendere questa volta seguite l'intuito. Gemelli, non revisionate voi idee preconcette, avrebbero bisogno piuttosto di essere cambiate dalle fondamenta. Un taglio radicale ogni tanto ci vuole e questo è il momento per voi, il momento giusto. Continua poi la settimana con non molto entusiasmo da parte vostra, ma provate a pensare alle festività natalizie in arrivo, ve l'avevo anticipato, così vi date la carica più serenamente. La felicità vi sembra a portata di mano, amici del Cancro, grazie alla luna in perfetta sintonia con il vostro segno, sensibili con gli altri, un po' vulnerabili, questo è il vostro stato d'animo in questi giorni. Non permettete a niente e a nessuno di rovinare l'intima intesa con la vostra dolce metà, magari appena recuperata, questo è il momento di allontanare tutto ciò che non c'entra. Leone, se la meta era sbagliata non vi servono molte scuse, un piccolo fallimento non vi abbatte per nulla, tenete alto il morale nella giungla degli affari così procedete al meglio. Avete bisogno dei vostri spazi voi, provate a comunicarlo al partner senza però farne un dramma, mi raccomando. Amici della Vergine, le circostanze non vi consentono di rilassarvi come vorreste in questo momento, ma d'altronde i preparativi natalizi, prenatalizi portano via parecchio tempo e denaro. Incontrate un amico che non vedevate da tempo in questi giorni, una rimpatriata tra i bei ricordi farà bene al cuore. Bilancia, l'affermazione personale sta dando buoni frutti, amici, anche se a volte potreste pure pensare un po' di più agli altri, non solo alle vostre tasche. Non si vive per lavorare, ma si lavora per vivere, questo ve lo vogliamo sottolineare. Ditelo forte a chi vi vorrebbe rifilare un altro turno, voi questa volta non ci state. Questo martedì sarà inoltre una giornata molto intensa per i nostri Scorpione, ma anche ricca di emozioni che vi terranno con il fiato sospeso a voi, con la luna ancora vostra ospite e tante cose da fare e organizzare. Siete voi l'anima della festa, in fin dei conti. Il tempo effettivamente non è molto, diciamolo, ma la rapidità e la prontezza di Mercurio vi daranno veramente una mano preziosa, sfruttatela al meglio. Sagittario, meglio sospendere il giudizio e non partire in quarta, affrettandovi verso una conclusione che potrebbe essere errata. Ricordiamolo, l'abito non fa il monaco, una frase che dovreste veramente tenere bene in testa. Accettate invece un consiglio, soprattutto se vi sembra dato con il cuore, non soltanto per un tornaconto personale, quelli là sono i migliori. Capricorno, voi vi godete la buona lena della luna in armonia con Venere e Mercurio, avete davvero una marcia in più in questa settimana per superare le possibili difficoltà lavorative o di coppia. Mettete il dialogo al primo posto, questo un po' il segreto, eviterete così di perdervi dietro a incomprensioni o possibili disguidi, il risultato sarà eccellente. Acquario, saprete affrontare una situazione in cui forse dovrete spendere un po' più del dovuto, d'altronde se la lavastoviglie si è rotta, non è colpa vostra, questo il mood. Nella dimensione emotiva invece potrebbe esserci un po' di difficoltà nella comprensione dell'altro, forse non vi capite al meglio, cercate un equilibrio. Ancora per i nostri pesci, dite no alle scelte impopolari. Amici, se volete trascorrere momenti in compagnia delle persone che amate, il trigono lunare con Nettuno vi guida nel vostro cammino verso la fine dell'anno. Nei rapporti umani invece non vi accontentate della superficialità perché volete scoprire nuovi orizzonti interiori e dovete scegliere la strada più giusta. Ed è tutto quindi anche per oggi per il nostro oroscopo che termina qui, noi ci ritroviamo domani ancora per tutte le novità, vi aspetto, un saluto amici, una buona giornata e buona fortuna. Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Radio.0